Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, edizione sera di infofriulitv.net, il nostro audio-video giornale. Apriamo subito con le ultimissime. A seguito dell'emergenza pandemia da Covid-19 che sta determinando un aumento dei ricoveri negli ospedali della regione, è necessario procedere con la sospensione dell'attività chirurgica programmata per le prossime 2 settimane. Lo ha comunicato il vice governatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, precisando che verranno comunque garantite le emergenze e le urgenze in tutti gli ospedali. Riccardi ha inoltre spiegato che i 2 IRCS regionali, ovvero il Burlo Garofalo di Trieste e il CRO di Aviano, garantiranno la propria collaborazione alle altre strutture del servizio sanitario regionale affinché gli interventi non urgenti, ma comunque non deferibili, trovino risposta e vengano eseguiti. E adesso andiamo a parlare dei numeri del Covid in Friuli Venezia Giulia. Purtroppo la spirale aumenta e non scende, perché su un totale di 13.904 test effettuati sono stati rilevati 986 casi di positività e 638 da 9.867 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 6,47%, 348 da 4.037 test rapidi antigenici pari a 8,62%. I decessi sono 14, ai quali se ne aggiunge uno avvenuto l'8 marzo scorso. I ricoveri nelle terapie intensive sono 76, quelli in altri reparti 538. I decessi complessivamente ammontano a 3.057, i totalmente guariti 67.482, i clinicamente guariti 2.662, le persone in isolamento 14.388. Dall'inizio della pandemia in regione sono risultate positive complessivamente 88.203 persone, tra questi fanno parte anche 993 da fuori regione. Adesso andiamo a Trieste, si sta concludendo in questi minuti la visita del ministro Gelmini in Friuli Venezia Giulia, tappa a Trieste stamattina come ha detto, poi nel pomeriggio firma importante alla sede della Camera di Commercio Alto Adriatico, alla Confindustria Alto Adriatico, e proprio in questi minuti la visita presso la sede operativa della Protezione Civile in quel di Palmanova. Ma andiamo a sentire cosa è emerso nell'incontro di stamattina a Trieste.
Valano 700 milioni sui patti finanziari, chiederà uno sconto al governo, ha già chiesto al ministro Gelmini uno sconto. 726 precisamente, però tengo a dire non stiamo parlando di sconti, il contributo straordinario è qualcosa in più che le regioni a statuto speciale versano, Regione Friuli Venezia Giulia più di tutti, rispetto agli accordi statutari e costituzionali delle competenze che esercitiamo invece dello Stato. In realtà non si tratta di sconto, sarebbe di dare meno nostre risorse, non stiamo chiedendo più soldi, sia ben chiaro. La specialità di Friuli Venezia Giulia non chiede più soldi al governo, chiede semplicemente di versarne di meno rispetto a quelli che dal 2011 versa in più rispetto a quanto sancito da Costituzione e Statuto. Soprattutto in un momento di pandemia penso che sia arrivato il momento di rivedere i rapporti. Oltretutto tengo a sottolineare che noi siamo una regione che paga autonomamente sanità, autonomie locali, trasporto pubblico locale e siamo quella che versa più di quasi il 13% del proprio bilancio a differenza di qualsiasi altra speciale che al massimo arriva al 9,5%. In questo senso con il Recovery Fund si aspetta un cambio di passo da parte del governo? Mi sembra che già ci sia stato con il ministro Gelmini che ha dato disponibilità a un confronto nel costruire il Recovery Fund insieme. Già la prossima settimana avremo un incontro per vedere le proposte, ma con una partecipazione attiva delle regioni e di tutti i territori. Questo penso che sia la strada del successo, perché o il Recovery Fund si riesce ad utilizzare con un'alleanza tra le istituzioni che operano insieme per non soltanto spendere i soldi, ma spenderli in tempi rapidi, ed è fondamentale, oppure ho paura che non esistono giocatori solitari, o esiste la squadra e noi stiamo cercando insieme al governo di fare squadra. Adesso torniamo in studio e ci trasferiamo a Udine, ancora polemiche per quanto riguarda il recupero dell'area ex Dormish. Dal piano comunale emerge la fattibilità di una costruzione di un nuovo centro commerciale, comunque legato a un supermercato, di fronte ce n'è già un altro, e allora dopo la dichiarazione del sindaco Fontanini interviene il diretto interessato, cioè il consigliere comunale di Prima Udine, già candidato sindaco, nonché ex assessore di competenza all'epoca regionale per quanto riguarda il discorso legato anche al commercio e via dicendo, Enrico Bertossi. Andiamo a sentire la sua dichiarazione. Io credo che chi amministra la cosa pubblica debba essere coerente con quello che promette, con quello che ha nel proprio programma e non cambiare ogni momento le carte in tavola mistificando la realtà. E quanto sta avvenendo a Udine sul caso della ex birreria Dormish. In campagna elettorale dal sindaco i cittadini hanno sentito un programma chiaro che prevedeva non un supermercato, non una zona commerciale, ma un grande centro al servizio del centro studi. Invece nulla di tutto questo stanno cercando di fare, vogliono propinarci il solito supermercato, la solita area commerciale come all'area ex Bertoli dove hanno fatto un aumento di 3.900 metri quadrati, senza pensare a quello che può essere lo sviluppo del nostro centro studi. Fra l'altro lì ci potrebbero stare molte cose anche con il consenso della regione, utilizzando fondi sull'edilizia scolastica e rimodernando un po' tutta quella parte della città. Niente di tutto questo, solo polemiche, sempre colpa degli altri, sempre una scarsissima visione di quello che è il futuro della nostra città. Io non credo sinceramente che sia questo il sindaco che Udine si merita. Queste sono le parole di Enrico Bertossi e adesso, prima di concludere, una bella iniziativa in Friulano dedicata ai bambini, ma perché no, anche più grandi.
Ringraziamo chiaramente l'Arlef per l'invio di questo video, e chiaramente è un video dedicato, ripetiamo, a questa iniziativa per i bambini che si chiama Ghiti, non a caso anche dal vecchio Ghiti Ghiti, se vi ricordate, perché educare divertendo si può, ed è proprio questo l'obiettivo del nuovo sito bilingue Ghiti, solletico in italiano, nato dalla collaborazione tra Arlef, Agenzia regionale per la lingua friulana, ed Ensul, azienda udinese specializzata in siti internet. Il progetto, che prevede anche la creazione di pagine social dedicate, è stato pensato con una particolare attenzione a inclusione e accessibilità, e destinato ai bambini dai 3 ai 10 anni, ma anche ai loro genitori. E con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa. Vi diamo appuntamento come sempre poco dopo le 23 per Linea Notte, aggiornamenti comunque attraverso le nostre pagine social. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto, e alla prossima. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music, e sei in pole position. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante, e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.